Oltre 41 miliardi di euro, di cui 29 stanziati solo per la sanità. È il Veneto in numeri che compare nel bilancio sociale, presentato oggi a Palazzo Balbi, uno strumento messo in campo dalla Regione per spiegare come sono stati spesi i soldi pubblici. Chiunque può scoprirlo visitando il sito della Regione o sfogliando il dépliant già recapitato in molte case. Significa fare chiarezza. I bilanci sono complicati, difficili generalmente, astrusi nelle loro cifre e nei loro meccanismi. E questa è la semplificazione. Qui ogni cittadino, il meno informato anche, può digitare le parole chiave su internet o leggersi i documenti e capire quanto è stato destinato del bilancio, dei soldi che lui ha versato con le tasse, anzi li ha versati a Roma che ce ne ha restituiti pochissimi, ma quanti di quei soldi sono stati destinati a questa attività. Il volume dell'ultimo bilancio sociale, quello del 2008, ammonta a oltre 10 miliardi, il 4% in più rispetto al 2007. La maggior parte delle risorse è stata investita nel sistema sociosanitario e poi nelle politiche sociali, cioè in asili nido, assegni di cura per gli anziani, buoni scuola, tutti i settori di competenza dei comuni che però in gran parte ricevono i finanziamenti dalla Regione. Altri capitoli importanti le infrastrutture, con interventi nella mobilità per oltre 600 milioni di euro e lo sviluppo economico col sostegno ad agricoltura e imprese per più di 300 milioni. Soldi spesi bene, secondo un sondaggio commissionato da Palazzo Balbi, secondo il quale il 75,9% dei veneti dà un giudizio molto positivo dell'amministrazione Galan. Per lui motivo d'orgoglio ma anche di amarezza, visto che dal 1° aprile non sarà più il governatore del Veneto e a chi gli chiede cosa farà quel giorno risponde così. Penso che sarò a casa mia, ormai ci ho fatto l'abitudine, probabilmente sarà il giorno più brutto della mia vita, ma ormai mi sono abituato a poco e penso che sopravviverò alla prova. Terrò sempre pronta una bottiglia di vino importante, di un amarone dei migliori per consolarmi. In ogni caso dice prima la famiglia, tra i suoi sogni non c'è Roma.